per la sicurezza dobbiamo dirci una cosa, sono importante il numero di personale dedito alla sicurezza, però dobbiamo anche pensare alle regole di ingaggio. Cioè se noi abbiamo i poliziotti che devono aver paura perché altrimenti sono indagati, per fare un qualsiasi intervento, per sedare magari situazioni di pericolo e bloccare situazioni di pericolo, possiamo mettere anche 1000 poliziotti, che dopo l'intervento diventa difficilissimo. Io penso che la nostra polizia è una grandissima professionalità. Se fa un intervento, magari anche di forza, lo fa perché non ci sono altre alternative. Non sono passati inosservati al presidente della regione Massimiliano Fedriga i fenomeni di violenza e microcriminalità che hanno caratterizzato l'estate triestina, tanto che il governatore ha commissionato uno studio ad hoc sul disagio giovanile in regione. Io sto facendo fare un'analisi che penso la propongo nei prossimi mesi insieme anche a degli istituti esterni per capire tutto il fenomeno della criminalità o microcriminalità giovanile, a quale fascia di popolazione è legata, perché questo disagio, se è dato da motivi, per esempio, penso noi abbiamo avuto casi di ragazzi migrati di seconda generazione che però non c'è stata evidentemente un'integrazione, non c'è stata perché la parte diciamo italiana non è stata propensa a farlo, non c'è stata perché le famiglie sono isolate rispetto alla società e vogliono tenere, magari certe culture sono più propense a tenere isolati i figli e non invece integrarli nella nostra cultura, questo per esempio è una cosa che mi sottolineano. Per contro, ecco il panorama da record sul fronte del mondo del lavoro, con occupazione in aumento del 70% in Friuli Venezia Giulia, disoccupazione che registra uno storico 3,4% e riduzione del gender gap, la differenza salariale tra uomini e donne del 2%. Sono dei dati ovviamente nemmeno ipotizzabili. Io vedevo i dati della disoccupazione in Baviera, ed è l'area più ricca della Germania, a maggio è 3,5%. Vuol dire che noi siamo a livelli della Baviera. Meglio. Sicuramente sono dati che bisogna anche però affrontare, perché una disoccupazione troppo bassa vuol dire che noi abbiamo necessità di lavoratori, di professionisti e dobbiamo averli, perché se continuiamo a crescere come stiamo crescendo, non dobbiamo diciamo, disperdere le opportunità dicendo non abbiamo più opportunità di dare a chi vuole investire della forza lavoro e dell'altro, quindi credo che Friuli Venezia Giulia diventerà sempre di più, come stiamo vedendo anche negli ultimi anni, una terra che anche da altre parti d'Italia scelgono per avere opportunità di lavoro e di crescita.